A recent New York Times article about Trieste raises concerns on risks of over-tourism, especially as Venice tightens restrictions on its visitors. But is this really the case for Friuli Venezia Giulia's capital? Non vedo overtourism, dico la verità. Sicuramente abbiamo avuto fortunatamente un grande afflusso di turisti. Detto questo, penso l'overtourism lo vediamo in altre parti d'Italia e in altre città. Oggi il turismo rappresenta una fonte importantissima di reddito per moltissime persone, rappresenta un'opportunità per tante imprese. Vogliamo far conoscere la nostra regione, sicuramente l'organizzazione del territorio è importante, la capacità di comunicare il territorio e far conoscere magari anche quelle aree meno visitate è altrettanto importante proprio per distribuire il turismo. Che Trieste Detto questo, stia diventando sempre più affollata di turisti negli ultimi anni, e se sì, una cosa positiva o negativa? Allora, affollata secondo me non è il termine giusto. Diciamo che c'è molto più turismo, da un punto di vista è una cosa positiva, e un altro punto di vista può non essere una cosa positiva. È abbastanza impegnativo per gli abitanti, ma lo trovo utile senza Perché dà dubbio. possibilità a tutte le persone di lavorare meglio. Sicuro c'è tanta gente in giro. E vado meglio e meglio, di più Che le gente piace? arriva. Sì, perché arrivano più giovani, mi sa più sviluppo, tanti caffè, tanti eventi, Last few years, bellissimo. do you think there's more tourists in the city? I think that we are at an acceptable point. I think that more than this would be difficult to handle, but right now I think it's fine. Because I love to And, see this city filled with people. I like to see businesses growing, and I don't know. It's just good to have someone else around and different culture mixing and everything else.